Ciao ragazzi, siamo lunedì 18 aprile Pasquetta e niente, oggi vado ad assaggiare alla fine dei 900-850 metri di salita un prodotto comprato sabato, l'altro ieri al Tosano, che è Danone Hypro, 25 grammi di proteine, gusto caffè. Ve lo mostro, ovviamente magari mi pagassero, però è solo per farvi capire. Ricco di proteine per i tuoi muscoli, 0% grassi, 0% zuccheri, che anche se ci fossero state oggi non ci sarebbero stati problemi, no coloranti e conservanti, con whey protein che contengono BCAA, sembra alto contenuto proteico, mai visto una descrizione così dettagliata, così particolare, quindi andiamo ad assaggiare. E comunque ho degustato questo prodotto e non è neanche male, devo dire, quindi cioè, gusto caffè, però colore del latte, il caffè si sente, cioè, anche come profumo, direi che come gusto un bell'otto ci sta, zuccherato al punto giusto. Questa bottiglia contiene 177 calorie, 1,2 grammi di grassi, pochissimo, 16 grammi di carboidrati, 15 zuccheri, ok, vabbè, 25 grammi di proteine, ragazzi, che è il 50% del fabbisogno giornaliero, e sale 0,5, 0,51, ok. Ricordo che un po' di sale non fa male per reidratare, non reidratare, reintegrare i sali persi durante un allenamento intenso. Quindi ragazzi, secondo me ci sta, approvato. Adesso non ricordo il prezzo, penso fosse sui 2,20 euro, 2,20 euro, 2,29 euro, ci sta, buon acquisto.